Preservare la vetta e consolidare a tutti i costi il primo posto, questo è il mantra in casa Reggio Ravagnese alla vigilia della quinta giornata di campionato. La capolista guida infatti il torneo d'eccellenza calabrese a punteggio pieno e cerca ulteriori 3 punti, stavolta in trasferta. Avversario del weekend è l'Ardore, terzultimo in classifica con soli 2 punti conquistati dopo 4 turni. La Reggio Ravagnese si schiera così: Currà, Maesano, Scoppetta, Cordova, Zuccalà, Di Biase, Urruti, De Leon, Baldè, Gatto, Gomez, Ardore, Fraga, Langata, Nucera, Trichilo, Figlio Panetta, Sbrascini, Martino, Morabido, Aghero, Fazzolari. Grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello passiamo al film del primo tempo. Bastano 6 minuti alla Reggio Ravagnese per spingere, calcio di punizione da buona posizione, finta di De Leon, va allora col mancino Di Biase, sfera che finisce di un soffio fuori. Minuto 13, ancora Reggio con De Leon che lavora bene il pallone a metà campo e poi fa correre Baldè, campo aperto per lui, il passaggio su Gatto che va alla conclusione, pallone respinto al portiere Fraga, ma probabilmente qui la sciupa la Reggio Ravagnese. Minuto 21, cross dalla destra per Scoppetta che in terzo tempo manda fuori. Finisce così il primo tempo, ancora Redi Bianche, l'Ardore tiene contro la Reggio Ravagnese che ci prova ma ancora non sfonda. Minuto 55, doppio cambio per gli ospiti, entrano Puntoriere e Arcudi per Gomez e Gatto. Al 68esimo terza sostituzione con Verducci al posto di Di Biase. Minuto 73, l'Ardore prova a insidiare l'area avversaria, punizione di Panetta sul secondo palo per Nucera, di testa la respinta di Currà che poi subisce anche la carica. Minuto 77, entra Foti per Scoppetta. Minuto 81, calcio di punizione Reggio Ravagnese, Puntoriere pesca Cordova, va a calciare debolmente favorendo la parata di Fraga. Minuto 82, attacca la formazione locale, c'è un calcio d'angolo, una doppia devazione in area di rigore. Nel finale 88esimo entra Bongani per Maesano, finisce così la partita, finisce per 0-0, primo pareggio per la Reggio Ravagnese in campionato che non sfonda in casa dell'Ardore.